Thank you, Chair, Commissioner. Dalla Commissione per lo Sviluppo vogliamo condividere i 3 punti principali del nostro parere per questo discharge della Commissione Europea. Innanzitutto abbiamo voluto sottolineare il ruolo decisivo di questo Parlamento in termini di monitoraggio dell'attuazione del Global Gateway, nonché di garantire che i progetti finanziati con le risorse di questo strumento abbiano un impatto positivo sulle priorità di sviluppo dei Paesi partner. Garantire che il Global Gateway serve allo sviluppo dei Paesi partner. In secondo luogo, abbiamo ricordato che la Commissione deve informare il Parlamento prima di mobilitare la garanzia NDC Global Euro per le crisi impreviste e garantire che venga effettivamente utilizzata per il suo scopo iniziale, ovvero per la risposta alle crisi impreviste. Non è stato sempre così. Infine siamo stati particolarmente insistenti nel chiedere alla Commissione di dare priorità alle ONG locali nei Paesi partner nell'attuazione delle azioni finanziate dalla Unione e quindi di rendere più facile per queste organizzazioni l'accesso ai nostri finanziamenti. Le ONG locali e le organizzazioni della società civile sono assolutamente necessarie per gestire e attuare sul campo le politiche di sviluppo dell'Unione e quindi chiediamo alla Commissione di dare priorità a queste organizzazioni per garantire che la popolazione locale facciano propri i nostri progetti di sviluppo. Thanks.